nazionale, cantato, signore e signori, dal tenore Francesco Grollo. Responsabile della condotta dell'intero volo, il secondo pilota nella postazione accanto a lui, l'operatore di bordo che invece è responsabile in cabina e l'aerosoccorritore. Oggi però per l'occasione gli aerosoccorritori saranno ben due, perché uno di loro simulerà per voi di essere un disperso in mare. Ed ecco la Lord 01 che si prepara davanti a voi per il saluto iniziale con questa virata di riposizionamento. Avvicinamento controllato al centro della display line. Buongiorno comandante, a lei e a tutto l'equipaggio della Lord 01 dalla città di Jesolo. Signore e signori, un caloroso saluto alla città di Jesolo, dall'equipaggio del 16° giorno dell'aeronautica militare. Mamayut è il motto coniato dai piloti della seconda guerra mondiale, ancora oggi utilizzato dai nostri equipaggi come augurio di buon auspicio prima di ogni missione. Assisteremo ora ad una simulazione di ricerca e soccorso su mare. Si apre il portellone sul lato destro del nostro elicottero, dove potete scorgere l'aerosoccorritore che si prepara ad avviarci. Preparate ora le vostre macchine fotografiche perché sta per trarre il suo ingresso in acqua. Scena che è pronto? Su in acqua! Assistiamo ora ad un decollo backup. È un decollo all'indietro che oltre alla sua spettacolarità evidenzia le eccellenti capacità professionali dell'equipaggio. Questo tipo di manovra viene utilizzata quando si decolla da zone impervie, ovvero in presenza di ostacoli. Inoltre in caso di avaria di un motore ci permette l'eventuale atterrario soccorritore. Ha appena acceso un fumogeno di segnalazione che oltre ad evidenziare la sua posizione dà indicazioni precise della direzione e dell'intensità del vento, elemento fondamentale durante le fasi di recupero. Adesso massima attenzione perché vi porto virtualmente con me in cabina per ascoltare le comunicazioni tra operatore di bordo e pilota per portare l'elicottero sulla verticale del disperso. Sono di nuovo sulla verticale del disperso. Avete sentito, l'operatore di bordo in questa manovra è stato gli occhi del pilota, evidenziando così tre caratteristiche fondamentali del nostro equipaggio: la sinergia, l'affiatamento e l'elevato addestramento. Dopo averne valutato le condizioni fisiche, l'aerosoccorritore vincola il disperso al verricello e sono su fuori dall'acqua. Si appresta a portarlo in cabina dove l'operatore di bordo sarà pronto per metterlo in sicurezza al
con quasi 100 anni di storia sulle ali, l'aeronautica militare che il prossimo anno si appresta a celebrare il suo primo secolo di vita si è sempre dimostrata con generosità e con umiltà al servizio del nostro Paese. Ed è con lo stesso spirito che dal 1965, data di istituzione del soccorso aereo in Italia, gli equipaggi del 15° stormo hanno salvato più di 7.300 persone in imminente pericolo di vita. Signori, questo è il nostro lavoro, è la nostra passione, abbiamo il privilegio di salvare vite umane. Di condividere e di taggare le nostre foto sui social, dove l'aeronautica è presente con i profili ufficiali di Forza Armata. Siamo su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, dove potrete trovare tutte le informazioni che cercate, gli approfondimenti sulle attività addestrative, operative e ovviamente sull'attività di soccorso aereo. Portelloni aperti a destra e a sinistra della Lord 01, l'equipaggio si sta preparando per un ultimo passaggio in volo traslato per salutare tutta la splendida città di Jesolo e il suo splendido pubblico. E allora salutiamo anche noi, l'equipaggio della Lord 01, l'equipaggio non può sentirvi ma di certo può vedervi. E ringraziamo allora tutti gli uomini e le donne dell'83° gruppo Combat SAR del 15° stormo per il nobile e prezioso contributo che quotidianamente forniscono alla nostra nazione. Un saluto a tutti voi allora da parte del personale del 15° stormo, ma soprattutto un saluto a tutti quei bambini che ci guardano con il naso all'insù, sognando magari un giorno di entrare a far parte della nostra grande famiglia azzurra.